GL3, anche in via Milano, insieme a un gran spiegamento delle forze di polizia, ha cominciato a riare persone che nel giro di pochi minuti è diventato quasi un mier, tanto che la polizia comunale ha dovuto al traffico per fare stare tutto. È stata una manifestazione organizzata dal Comitato Antinocività di Brescia e che ha trovato l'adesione da parte di una quindicina di associazioni della provincia di Brescia, che sta a cuore l'ambiente. Al punto che si trova è stato il piazzale davanti al stabilimento della Caffaro in via Milano, che un po' di anni fa, quando si pensava che Brescia la fosse un'oasi naturale, la si è trovata implicata in un caso di inquinamento da PCB, che su iniziativa di un privato l'abbia formulato, se si può chiamare così, culminato con un processo e la creazione di una serie di associazioni di protesta contro l'inquinamento dell'aria e dell'AIVA. La Caffaro è stata, se può dire, la prima azienda a inquinare Brescia e i paesi intorno e è stata cernita a fuoco come inizio del corteo che ha portato i partecipanti fino al Palazzo del Brolet, sede della provincia, dopo una fermata alla sede provinciale di via Milano. Ma perché questa manifestazione? Questa manifestazione serve per far capire alla gente che a Brescia in provincia che è una situazione ambientale che la fa schifo. Quindi la rete antinocività l'ha organizzata questa manifestazione, l'ha domandata a tutti i comitati ambientalisti e di salute pubblica di tutta la provincia di partecipare a questa manifestazione e noi sono andati a sfilare anche alle sedi della provincia per far capire ai nostri politici che è ora di dare un taglio perché la situazione è diventata insostenibile. Se si riesce a organizzare una manifestazione se partecipata, le sta perché l'assessore provinciale di Brescia e per me è occupato della situazione. Con la provincia che è stata richiesta di fare degli incontri ma non ha mai risposto perché a livello politico c'è poco interesse per queste questioni, mentre per tutto che la gente comune in questo momento è anche abbastanza incassata perché a leggere i giornali si vede che il problema dell'aria inquinata, che il problema che in tutti i paesi fa domande di fare discariche, di fare impianti di trattamento rifiuti, di fare come a Bidisole, vuol fare un impianto per brisare la pollina che alla fine è la cacca dei poi, la pollina l'ha sempre doprata sui capi, adesso vuol brisarla perché se i ciappa gli incentivi dallo Stato per la corrente che produce. E questa situazione è in tutti i paesi della provincia, in quel momento che andrei a discutere se fa questo tipo di impianti, ma anche altri. Ma dite che la Caffaro è stata quella che ha abbiato problemi sull'inquinamento, ma che nella moda le altre? Che qualche momento a Vesle, San Paolo, Buffalora, che lei è piede di discariche che Monticciarca, anche lei il comune d'Italia che ha tanti rifiuti nelle sue discariche che ha messo tanti rifiuti che da tutta Italia diciamo. Dopo che il problema che della Caffaro con l'inquinamento del PCB, che è il problema dell'inceneritore che lasciamo al termovalorizzatore, che è il problema delle discariche dell'amianto, cioè che ne mille di problemi. Grazie alla Caffaro, grazie poi ai incentivi nazionali che moltiplicano le discariche, la provincia e la città di Brescia è salita ai primi posti in Europa delle zone più inquinate. Allora, questo dice ma che gli esperti dicono che la pianura padana è una delle 6 zone al mondo più inquinate e la provincia di Brescia, la città di Brescia è la terza città più inquinata d'Europa per l'aria. Un po' la provincia è quella per tanti impianti di scariche che riguardano i rifiuti, diciamo. È più industrializzata ma anche la più infettata di impianti dannosi alla salute. La provincia di Brescia ha ottenuto proprio un bel risultato, oltre che lanciare il turismo, oltre che favorire la vendita dei prodotti agricoli, che senza le associazioni ambientaliste, e per fortuna che le è, l'economia bresciana la si trovare, se può dire, col culo per terra.